Questo programma vi è offerto da Banca Ter, la banca del territorio. I needed somewhere to hang my head without your news. You gave me something that I didn't have, but had no use. I was too weak to give in, too strong to lose. My heart is under arrest again, but I break loose. My head is giving me life or death. A tutti voi buongiorno, bentrovati, siamo in diretta, siamo nel cuore di Udine, in piazza San Giacomo, una delle piazze che ospita questa edizione di Friuli Doc. Partita davvero alla grande, siamo tornati qui nel centro storico di Udine per raccontarvi di questa kermesse che anche quest'anno porta persone in città, non solo dalla regione ma anche da altre parti d'Italia, con un obiettivo, quello di conoscere e assaggiare naturalmente le eccellenze del territorio. Quanto è bella, quanto è preziosa la nostra enogastronomia, moltissimo. Siamo in diretta, questo è evidente. Allora ci saranno tanti ospiti che ci raggiungeranno qui in piazza, altri li raggiungeremo noi girando un po', insomma, per la festa. Invito subito i primi ospiti al mio fianco. Buongiorno, uno da una parte e uno dall'altra. Fabrizio Nonis. Ciao buongiorno. Alessandra, che piacere essere qua in questa piazza bellissima, in questo evento bellissimo con Telefriuli e con te. Là. Salutiamo anche Veronica De Filippis, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, tra l'altro, poco prima dell'inizio di questa diretta, Fabrizio Nonis era in diretta con il suo Beccher, adesso ci raccontava di chissà quale prelibatezza e adesso lo abbiamo qui dal vivo. Certo. Hai avuto modo un po' di girare qui tra gli stand? Che atmosfera si respira a Friuli Doc? Guarda, come sempre Friuli Doc è una kermesse, la chiamo così, un evento popolare che è molto importante per la regione. Si stanno facendo anche delle cose nuove, come ad esempio quello che abbiamo portato noi quest'oggi io e Veronica. Faremo un evento dove abbiamo scelto non gli chef che vengono da fuori ma gli chef del territorio. Vogliamo valorizzare i nostri chef attraverso prodotti e tematiche del nostro territorio. Ecco quindi che abbiamo scelto 4 chef, 2 di montagna, ma di quelli ne parlerà Veronica, 2 di mare invece che parleranno delle grandi valori della laguna, che inizieranno oggi. C'è Matteo Susanne che è proprio qui alla Galleria Astra, esatto, in piazza 20 settembre, dove faremo questo show cooking e ci sarà la possibilità, Alessandra, di venire lì, vedere il piatto espresso, quindi assaggiarlo abbinandolo sempre a un vino del Friuli Venezia Giulia. Ecco quindi che abbiamo cambiato un po' tendenza, non è un Beccher errante internazionale ma un Beccher errante del Friuli Venezia Giulia, del Friuli Doc. C'è sempre molto interesse, sempre più interesse da parte delle persone per la cucina, per la buona cucina e insomma qui c'è la possibilità di conoscere non solo i prodotti del territorio, non solo gli chef del territorio, ma insomma anche di assaggiare, di conoscere qualche segreto. Certo, in effetti gli elementi che saranno protagonisti insieme agli chef sono elementi del territorio, i fasolari, altri ingredienti legati proprio al mare dell'Alto Adriatico, come abbiamo già proposto. E da qui poi passeremo invece alla montagna, perché il territorio in 100 km, questo meraviglioso territorio del Friuli Venezia Giulia si unisce in 100 km da delle montagne favolose, quindi dalla Carnia al mare, dove abbiamo una spiaggia e delle infrastrutture che sicuramente sono molto accoglienti, il tutto legato e coniugato dalla gastronomia e dai nostri chef. Andiamo alla montagna, alla Carnia. Certo, io oggi qua ovviamente rappresento la Carnia, abbiamo 2 grandissimi chef che sono Antonella Salon, che sarà appunto oggi, mentre domani avremo lo chef Stefano Buttazzoni. Ovviamente parleranno dei nostri grandi prodotti, realizzeranno delle ricette proprio visivamente davanti a tutti, quindi in show cooking sarà possibile carpire la loro arte e assaggiare i loro grandi piatti, porteranno un po' di una tradizione carnica qua a Udine per farla assaggiare insomma a tutte le persone presenti qua al Friuli Doc. Insomma, abbiamo scoperto e soprattutto stiamo anche attraverso la televisione facendo capire che i prodotti del territorio possono regalare grandissime soddisfazioni. Certamente, questo è un po' lo scopo, credo, di questa manifestazione. Sicuramente parleremo di ricette, ma fondamentalmente poi la ricetta è fatta dagli ingredienti, e gli ingredienti che noi abbiamo in Friuli Venezia Giulia e in Carnia sono ingredienti di prima qualità che vanno comunque veicolati attraverso con la comunicazione, attraverso queste manifestazioni che sono sempre più importanti per farli conoscere al grande pubblico.
pubblico. Ecco, quanto conta poi il contatto diretto con le persone che vengono da voi e probabilmente vi fanno anche tante domande sui piatti, sui prodotti? Molto, perché comunque la cucina è emozione in primo, e vedere una persona che lavora davanti ai tuoi occhi ovviamente rende il tutto molto più facile a livello proprio di comunicazione. E voi vi divertite, immagino? E noi ci divertiamo ovviamente, come sempre. Sì, vero? Assolutamente sì, e qui ci tenevo a sottolineare una cosa, Ale. E quello che abbiamo fatto questa volta con questo movimento dalle Malghe al mare è a taglio sartoriale per Friuli Doc, però non dimentichiamoci che è importante, e lo fa anche Telefriuli, quindi divulgare i nostri prodotti, i nostri talenti fuori dal Friuli, perché dobbiamo essere anche ambasciatori e comunicatori dei prodotti che escono e che arrivano anche in un modo internazionale. Abbiamo già iniziato a farlo in varie tappe, l'abbiamo visto anche nelle puntate di Beccare un Tour, a Dubai, a Barcellona, a Bangkok, a Marrakesh, a Parigi, insomma in tantissimi posti, ed ecco che allora si incomincia a scoprire questa regione che molto spesso all'estero risulta sconosciuta se non per il nome di Venezia. Invece in questo modo divulghiamo, facciamo assaggiare, trasmettiamo l'emotività, l'emozione di venire a capire, carpire e scoprire anche le risorse del Friuli Venezia Giulia. Però bisogna avere anche il coraggio di uscire, perché se no rimaniamo chiusi in noi stessi. Friuli Doc è sicuramente una festa che incarna la comunicazione che spetta qui in Friuli, nella regione che unisce da Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, però sappiamo che bisogna usare tutte e due le armi. Ecco, forse il Friuli Venezia Giulia ha cominciato ad essere conosciuto un po' all'estero nell'ambito dell'enogastronomia con i vini. Come reagiscono i mercati stranieri ai prodotti, agli altri prodotti del territorio? Beh, spesso e volentieri quello che facciamo noi, combiniamo e abbiniamo sempre le ricette e i prodotti con inevitabilmente anche i nostri grandi vini. Abbiamo iniziato non solo a promuovere i grandi vini bianchi, ogni tanto è bellissimo perché la gente passa davanti. Ma siamo in diretta, questo è il bello d'altra parte. Bellissimo, mi piace. Non solo con i grandi vini bianchi, tanti lo dicono, no? Non abbiamo anche dei grandi vini rossi. Sì, è vero, abbiamo anche dei grandi vini rossi, il Refosco, il Pignolo, ne abbiamo tantissimi, però bisogna riuscire a trasmettere, come tutte le cose, per conquistare un mercato, per convincere anche gli altri di quanto si possa proporre l'eccellenza, bisogna andare, come dicevi prima tu, hai chiesto a Veronica, bisogna avere quel rapporto, soprattutto quel rapporto che sia accreditato a livello internazionale per poter proporre, far degustare e conquistare attraverso il gusto, attraverso l'emozione, attraverso quello che le altre regioni e gli altri posti non riescono a offrire, per far venire poi qua l'indotto. È importantissimo. Volete lanciare allora un appuntamento a chi ci sta seguendo? Lo lancio io? Lo lancio io. Beh, noi ci vediamo fra un'oretta. Esatto, qui in piazza 20 settembre alla Galleria Astra, dove ci sarà Matteo Susan, però ci rivediamo dopo quando? Questa sera alle 19, sempre in Galleria Astra, per un altro show cooking. Questa volta parleremo di carne e di prodotti della montagna. Anche domani, Certo. Anche domani. Tu ci vieni da noi, Alessandra? A mangiare volentieri. Alessandra è straordinaria. Oltre a essere una bravissima direttrice, è anche grazie. una buon gustaia. Vabbè, si vede. Allora, grazie a Fabrizio Nonis, grazie a Veronica De Filippis. Io pregherei la regia di proporre l'intervista che abbiamo fatto con il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, realizzata in occasione dell'inaugurazione di questa edizione di Friuli Doc, che così insomma riassume un po' la filosofia e anche gli obiettivi di questa kermesse. Sapete che questa è la prima Friuli Doc di questa nuova amministrazione. Abbiamo portato qualche nuovo elemento di novità, in particolare la presenza degli austriaci che dopo 10 anni sono ritornati a Udine, ritornati a Friuli Doc perché gli austriaci insomma frequentano questa città da sempre. Il prossimo anno pensiamo di aumentare la presenza anche di questi ospiti stranieri, perché riteniamo che Udine è una città aperta alla Mitteleuropa e quindi vorremmo che arrivassero anche gli sloveni, i tedeschi della Baviera in particolare e anche gli austriaci. Friuli Doc quest'anno ha un'altra novità, quello di essere sceso in via Aquileia, tutta via Aquileia, una via lunga, importante, ma abbiamo avuto una buona risposta da parte di tante pro loco che sono presenti con i loro prodotti. Che cosa c'è in questi 3 giorni, anzi 4 giorni, considerando anche oggi di questa festa?
soprattutto le eccellenze della terra friulana. Non è solo Udine, è il Friuli qui che si esprime attraverso quelle che sono la gastronomia, l'enologia, ma poi penso anche il modo di rapportarci con le persone, perché i friulani sono un po' timidotti, no? Giocano sempre al meno invece di giocare un po' al più. Io spero che con Friuli Doc prendano più forza, siano coscienti di appartenere ad un gruppo, ad una qualità di prodotti che non hanno niente da invidiare ad altre regioni, quindi anche noi possiamo, come si dice, recitare la nostra parte con tante cose squisite da far conoscere e soprattutto da far degustare agli ospiti che verranno a Friuli Doc. Le condizioni atmosferiche sono buone, avremo giorni positivi sotto l'aspetto meteorologico, quindi io mi aspetto tantissime persone in questa città. Abbiamo anche predisposto la sicurezza in maniera ottima, abbiamo speso qualcosa in più quest'anno rispetto agli anni passati perché purtroppo i rischi ci sono sempre e dobbiamo dare a coloro che vengono qui da noi a passare queste ore in allegria, in amicizia, la massima serenità. E quindi ringrazio già le forze dell'ordine, ringrazio anche i nostri collaboratori, sia la protezione civile che poi le agenzie di sicurezza che ci danno un aiuto importante e fondamentale per questa manifestazione. Ancora in diretta con Telefriuli, stiamo seguendo dal vivo Friuli Doc. Siamo ancora in piazza San Giacomo, abbiamo cambiato prospettiva. Alle nostre spalle è in corso uno degli show cooking che sono programmati proprio qui in piazza San Giacomo. In questo stand abbiamo presente l'ERSA, c'è l'Enoteca, c'è anche lo stand del Montasio e più in fondo, magari poi se ce la facciamo andiamo a curiosare, ci sono lo chef Daniele Persegani che ha ritrovato Franca Rizzi. Sono loro i protagonisti di questo show cooking in corso che appunto è una delle caratteristiche di questa edizione di Friuli Doc. Adesso noi ci fermiamo, facciamo una piccolissima pausa per la pubblicità, pronti a ritornare in diretta qui a Friuli Doc con quelli che sono i protagonisti della kermesse. Tra pochissimo. Eccoci in diretta da Friuli Doc, da piazza San Giacomo. Vi portiamo un po' alla scoperta della kermesse direttamente qui dal vivo, dal cuore pulsante di Friuli Doc. Nel corso di questa diretta vi faremo conoscere quelli che sono i protagonisti della manifestazione o comunque chi in qualche maniera li rappresenta. Sicuramente un ruolo molto importante nell'ambito di Friuli Doc, cioè l'artigianato. In questa edizione in particolare siamo riusciti a ricomporre un po' la voce del mondo artigiano e allora vi presento il prossimo ospite, Nello Copeto, che è presidente della CNA del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno intanto. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Sì. Insomma, un ruolo importante quello dell'artigianato in questa vetrina. Io credo sì che sia molto importante, ma anche credo che sia stato in tutti i 24 anni veramente importante la rappresentanza dell'artigianato all'interno di questa bellissima manifestazione. Come viene rappresentato l'artigianato a Friuli Doc? Allora, possiamo dire che abbiamo tanti eventi quest'anno messo vicino, ci tengo soprattutto a ribadire e a dire anche a tutti i telespettatori che il mondo dell'artigianato quest'anno si è rincompattato, le due associazioni, noi di CNA assieme alla Confartigianato siamo riusciti a collaborare assieme, non che prima non si poteva collaborare, l'abbiamo fatto volontariamente per dimostrare che gli artigiani sono unici e quindi le due associazioni lo possono fare, possono organizzare assieme tutti gli eventi che in questa città si può fare. Ecco, questo è una cosa che ci tengo ed è molto importante per quello che è accaduto quest'anno. Ecco, diciamo che sicuramente il mondo artigiano ha sfide importanti da affrontare, il fatto di essere uniti è un punto di forza di non poco conto. Che cosa rappresenta, che opportunità rappresenta Friuli Doc per
gli artigiani, quelli più piccoli e quelli più strutturati? Beh, possiamo dire che dimostra la possibilità di esporre i propri prodotti, di poterli vendere, di poterli fare conoscere e far conoscere soprattutto le eccellenze del mondo dell'artigianato all'interno della manifestazione, sia ai cittadini che non ci conoscono e soprattutto ai turisti, ai molti turisti che vengono a questa manifestazione. Ecco, per conoscere le attività artigiane si è pensato anche a delle attività particolari, a delle iniziative particolari. Vogliamo ricordare quali sono? Allora, ricordando tutte le 3 iniziative che abbiamo messo in piedi, possiamo ricordare quella di via Vittorio Veneto, dove ci sono le casette, una decina di casette, dove all'interno c'è la mostra mercato appunto del mondo del settore dell'artigianato, dell'eccellenza, come dicevo prima, dove si può sia visitare, sia ammirare, ma soprattutto anche comprare in questa occasione, perché l'abbiamo denominata appunto mostra mercato. I tour. I tour, ecco, altra iniziativa che da 2 anni a questa parte vengono fatti, i tour che sono fatti appunto in lingua tedesca e in lingua friulana. Ribadiamo che vogliamo far conoscere anche la lingua friulana, e in questo caso viene condotta da Claudio Moretti, dove spero e mi auguro che tutti noi lo conosciamo, una persona simpaticissima. Andremo a visitare le botteghe, all'interno delle botteghe in tutta Udine, in gran parte delle botteghe di Udine, perché se dovessimo visitarle tutte non finiremo più, ma ci sono 4-5 botteghe appunto che si sono messe a disposizione per aprire il proprio laboratorio e far vedere come nasce l'oggetto, come si produce e come viene finito l'oggetto. E ci sono poi dei laboratori, degli workshop, come si dice? Esatto, questo è un altro punto fondamentale dove noi assieme appunto alla Confartigianato vorremmo spingerlo ancora più fortemente per il prossimo anno. Da quest'anno ci sono i laboratori vengono fatti in via Stringer, al numero 12, dove la gente potrà andare a visitare e anche in questo caso qua conoscere le varie attività, dalla produzione all'esecuzione di tutti gli oggetti. Ecco, il fatto che abbiate stretto a braccetto Confartigianato vi consente di puntare l'attenzione su un altro aspetto: i mestieri, gli antichi mestieri artigiani, diversi dei quali purtroppo sono un po' a rischio di estinzione. Allora Friuli Doc può essere una vetrina per farli conoscere, poi dopo certo la valorizzazione e la tutela hanno bisogno di altre vetrine, di altre gambe, però quantomeno l'attenzione su questo aspetto la poniamo. Certamente, e questo è una cosa fondamentale, rappresentare il mondo dell'artigianato, ma soprattutto farlo conoscere alle famiglie, ma anche ai ragazzi, ai giovani, ai bambini, in modo che apprezzino e vogliano magari intraprendere l'attività nel mondo dell'artigianato. Insomma, chi poi si avvicina a certi mestieri rimane affascinato, anche perché poi si pensa a qualcosa di estremamente tradizionale, e in molti casi è davvero così, però poi vi siete avvicinati anche voi alle tecnologie, perché l'innovazione insomma riguarda anche l'artigianato. L'innovazione è molto importante, soprattutto nel mondo dell'artigianato, perché aiuta a velocizzare i tempi e quindi a rendere il prodotto meno costoso, e quindi con l'innovazione io credo che sia il futuro anche del mondo dell'artigianato. Allora c'è un'altra questione che vorrei affrontare con lei. Chiaramente nelle giornate di Friuli Doc c'è fortunatamente tantissimo lavoro per chi ha un'attività in centro storico. Questo ha, se vogliamo, un rovescio della medaglia, che anche per gli artigiani portare avanti la propria bottega, diciamo così, e contemporaneamente essere presenti a Friuli Doc diventa molto molto impegnativo. Insomma c'è un impegno anche economico, non nascondiamocelo, da parte di chi partecipa a questa iniziativa. So che voi avete un'idea. Il prossimo anno è il 25esimo di Friuli Doc, insomma un anniversario importante. Voi un'idea nel cassetto ce l'avete? Un'idea noi ce la siamo già fatta, e vorremmo appunto affrontarla per il 2019, dove appunto sarà il 25esimo, e festeggiarlo tornando un po' indietro nel tempo, visto che Friuli Doc 24 anni fa ha iniziato proprio con i laboratori messi in piazza, ed erano disposti tutti 24 attività tutto lungo a via Mercato Vecchio, e in quel caso lì appunto c'era il laboratorio intero messo in piazza, dove si vedevano le attrezzature, dove si vedevano il mestiere, e in quel caso lì per 4-5 anni siamo riusciti a fare questo tipo di dimostrazione, questo tipo di evento, dove
è stato veramente apprezzato da bambini e dalle famiglie. Eravamo circondati veramente da un mondo enorme che ci guardava, che ci osservava per imparare e per sapere. Chiaramente questa cosa è andata a finire appunto perché i costi sono, come diceva lei, sono eccessivi, soprattutto nel lasciare la bottega, perché non si tratta solo dei 3 giorni, ma ci sono dei giorni prima e dei giorni dopo per montare e smontare. E le botteghe chiaramente dovevamo tenerle chiuse, oltre al costo dell'evento, appunto il costo per la partecipazione alla manifestazione. L'artigiano un attimino ha rallentato la sua adesione e quindi appunto spero e mi auguro che con il prossimo anno riusciamo a farla ripartire in modo più tranquillo per l'artigiano, cercando di non chiedergli niente per venire a dimostrare il suo prodotto, la sua attività, perché appunto possiamo fare questo tipo di rapporto, mostra mercato in via Vittorio Veneto, quindi lì si può anche vendere. In questo caso l'artigiano si impegna, lascia la bottega e quindi non deve vendere, ma deve solo dimostrare la propria attività. Insomma, un dialogo con l'amministrazione, credo, con l'amministrazione comunale, credo insomma si possa portare avanti. Un primo approccio c'è già stato. Certo è fondamentale che anche l'eccellenza dell'artigianato sia messa nelle condizioni di essere davvero protagonista di questa vetrina di Friuli Doc. Che cosa le stanno dicendo gli artigiani con i quali è in contatto? Come sta andando questo Friuli Doc? Posso dire che fin dal primo inizio sono rimasti tutti quanti molto contenti, no? Sia dalla disposizione delle casette, sia della pubblicità, ma soprattutto della vivacità che quest'anno Friuli Doc sta portando rispetto a qualche anno fa. Ecco, questo sì. Bene, quindi non ci resta che attendere il proseguo di questa giornata e poi ricordiamo che c'è ancora domenica per conoscere le eccellenze del territorio, dell'enogastronomia, come abbiamo detto, ma anche dell'artigianato. Niente, buon lavoro allora. Grazie a voi e buon lavoro anche a voi. Grazie. Io direi a questo punto, pregherei la regia di preparare il contributo della Klugman. Questa è la testimonial, l'Antonia Klugman testimonial di questa edizione di Friuli Doc. È stata lei giovedì pomeriggio a tagliare il nastro. Allora sentiamo che cosa ci ha raccontato in quell'occasione. Friuli Doc è valorizzazione di un territorio complesso che dobbiamo raccontare. Parte del mio lavoro e del lavoro dei produttori, qualunque ingrediente sia, è il racconto. Dobbiamo costringere i turisti a venire nel nostro territorio a conoscere questa complessità. Puntiamo non tanto su una quantità da esportare a tutti i costi, ma sulla qualità che costringe il turista a cercarci. Sono un amante della brovada. Adesso è il momento in cui da noi la produrremo. Quindi cercherò un produttore di vinaccia bio come tutti gli anni e quindi una vinaccia viva che mi consenta di avere una fermentazione con le rape senza dover aggiungere nient'altro. Sale, rape e vinaccia. Quindi è quello il piatto friulano per eccellenza per te? Il piatto friulano per eccellenza? Diciamo che la fermentazione delle verdure è incredibile, perché ogni luogo del mondo ha trovato in questo un metodo di conservazione e di valorizzazione, anche di ingredienti poverissimi. Credo che dovremmo essere orgogliosi della rapa, della brovada, perché mette insieme il concetto di stagionalità, il concetto di vita in campagna e un'idea di campagna giusta, in cui si deve fare il meno possibile e lasciare le vinacce vive. A Masterchef sei riuscita a portare un po' di Friuli? Non lo so, io sono un po' anche triestina ancora e devo dire che amo anche il mare. Io spero di aver potuto utilizzare questo strumento per raccontare un territorio che è veramente molto complesso e magico e speriamo che in tanti vengano a trovarlo. Friuli Doc la prima volta per te? Non è la prima volta come cliente, ho fatto delle belle passeggiate finito il servizio, però il mio lavoro mi costringe durante il weekend a stare in cucina di più che negli altri giorni, quindi sì, spero che sia una bella stagione.
Allora, ancora in diretta, abbiamo allora sentito le parole della testimonial di questa edizione di Friuli Doc, cerimonia inaugurale che è stata condotta come ormai tradizione da Martina Riva. Ben trovata intanto. Ciao, buongiorno, che bello rivedersi qua in questa piazza meravigliosa nel cuore di Udine. Allora, da autoctona, ma insomma che è anche un po' andata in giro per l'Italia, con che sguardo vedi Friuli Doc? Come ti sembra? Che sensazioni ti dà? Allora, io guardo Friuli Doc sempre con tantissimo amore, perché comunque mi dà la possibilità di tornare nella mia terra che ho lasciato per motivi di lavoro un po' di anni fa, però è sempre bello tornare qua. Quest'anno vedo grandissimo entusiasmo, grandissima grinta, mi sembra che la città stia rispondendo molto bene a tutto quello che succede, ma d'altra parte si sa che Friuli Doc è sempre ricchissimo di cose da fare ed è bello, no? Andare in giro così, fermarsi a assaggiare una cosetta, poi andare a bere un'altra cosa, andare a fermarsi a vedere uno spettacolo, insomma è una grande festa che veramente accontenta tutti, no? A te piace, sì? Assolutamente sì, l'atmosfera che si respira è sempre molto particolare, gioiosa, davvero. E un'altra cosa, quest'anno per l'inizio, per il famoso taglio del nastro, si è puntato su due eccellenze in particolare. Da un lato, insomma, la cucina, era normale che fosse così con la Klugman, e poi due personaggi del mondo dello sport. Come ti è sembrata questa abbinata? È stato bellissimo, perché vedere questo palco così ricco di colori, di persone e veramente di tante eccellenze è stato veramente emozionante. Poi quando sono passate le frecce tricolori è stato proprio il tripudio con l'inno nazionale in sottofondo, e mi sembra sia stato un momento che ha toccato davvero tutti, non solo noi che eravamo sul palco ma anche tutto il pubblico presente. Poi dei testimonial, che dire, Antonia Klugman insomma è una donna che concilia un po' quelli che sono i due volti, no, di Friuli Doc, cioè l'intrattenimento e l'enogastronomia. Mara Navarria e Matteo Restivo sono due personaggi che hanno portato il Made in Italy, il Friuli, proprio alle vette del mondo, nel mondo dello sport, no? Quindi, che dire, grande orgoglio friulano. E poi questa novità che è stato il sorvolo, come dicevi, della PAN, c'era un tricolore da tagliare sul palco, ma il tricolore che ovviamente ha conquistato tutti è stato sicuramente quello che abbiamo visto sul Celi sopra Piazza Libertà. Sì, devo dire è stato un momento veramente raro, anche perché insomma non capita tutti i giorni, no, di vedere le frecce sfrecciare sopra Piazza Libertà, e devo dire che è stata una bella sorpresa per tutti noi, cioè noi lo sapevamo ovviamente, non era una sorpresa, però comunque quando arrivano e senti, no, il loro rumore è fantastico. Ecco, anche perché qui in Friuli ogni tanto le vediamo ovviamente durante gli allenamenti, però insomma vederle in questo contesto è stato davvero particolare. Ci si rivede a Friuli Doc? Assolutamente, io vi voglio questa sera alle 21:30 in Piazza Libertà tutti, perché io e Claudio Moretti presentiamo il Festival della canzone friulana, che voglio dire a Friuli Doc è proprio, come dire, il calcio sui maccheroni, no? È proprio perfetto. Rifaremo quindi l'edizione che abbiamo presentato ad ottobre dell'anno scorso, non ci sarà gara ma ci sarà la possibilità di riascoltare tutte e 16 le canzoni che appunto hanno gareggiato a ottobre, quindi non mancate, perché sarà uno spettacolo veramente divertente. E poi sfatiamo il mito che la musica friulana è noiosa, non è vero, non è vero. Chi vuole averne la prova deve venire stasera. Guarda, se non ci sei mi arrabbio. Insomma, avete tutto il tempo per seguire la diretta di Telefriuli, tornare, mangiare qualcosa di buono, fare due passi in città, divertirvi, e stasera poi si conclude all'insegna della buona musica. Assolutamente, vi aspetto. Grazie a Martina Riva, a tra poco. Un nuovo scorcio di Udine, di Piazza San Giacomo, per la nostra diretta da Friuli Doc. Intanto sentiamo in sottofondo i rintocchi delle campane, siamo in diretta. Abbiamo altri due ospiti, sono al mio fianco, e allora salutiamo Maurizio Franz, che è assessore comunale di Udine alle attività produttive, e salutiamo anche Federico Vicario, che è presidente della Società Filologica Friulana. Vi stiamo facendo conoscere durante questa diretta un po' le anime di questa festa, i protagonisti della Kermesse. Io partirei subito dall'assessore per avere, insomma, non dico un primo bilancio, però le prime sensazioni di questa edizione di Friuli Doc. Ma sono sensazioni molto positive, di un grande entusiasmo attorno a questa manifestazione, di un rinnovato entusiasmo, direi, partendo già dalla cerimonia inaugurale, che è stato un grandissimo successo, un momento emozionante, perché davanti alla loggia del Lionello in Piazza Libertà vedere tutte le persone che si erano avvicinate per vedere l'esibizione delle frecce tricolori è stato un momento toccante, ed è stato un grande avvio di questa manifestazione. Ma poi in questi giorni
camminando in mezzo agli stand e agli operatori, perché poi loro sono i veri testimonial di questa manifestazione. C'è veramente un grande interesse quest'anno legato anche ad alcune scelte che sono state fatte da questa amministrazione, in primis di riaprire via Aquileia, che è stato un grande successo, e ieri sera io ero di notte a vedere la torre di Porta Aquileia illuminata con tutti gli stand degli amici della Stiria che devo ringraziare, quindi dei momenti anche dal punto di vista emotivo importantissimi. Adesso siamo fiduciosi che grazie a tutti gli eventi che sono stati messi in cantiere, che non riguardano solo l'eccellenza del settore agroalimentare, ma riguardano anche altre attrazioni, perché ci sono oggi moltissimi eventi nelle piazze legati a degli spettacoli musicali che sono organizzati. Stasera poi ci sarà il Festival della canzone friulana che chiuderà in Piazza Libertà, e le iniziative, adesso siamo qua in Piazza Matteotti, ci sono gli snow cooking, c'è la Franca Rizzi che sta presentando un grandissimo chef Persegani, e anche qua ci sono altri motivi di interesse, per cui penso che quest'anno l'edizione Friuli Doc si caratterizzerà proprio per l'ampia gamma di offerta di servizi e non solo, quindi di prodotti di altissima qualità. Ecco, intanto vediamo che le telecamere puntano proprio sul pubblico che sta assistendo allo show cooking. In questo momento ci sono Daniele Persegani, lo chef Persegani, che assieme a Franca Rizzi sta appunto conducendo questo show cooking. Ci sono altri nomi importanti attesi qui in piazza San Giacomo. Arriverà Andrea Mainardi che farà insomma un suo spettacolo, lo avremo a disposizione ancora qualche giorno perché poi si rinchiuderà nella casa del grande fratello. Mi pare di aver intravisto anche lo chef Iro, vediamo, insomma, poi andiamo a indagare meglio, ma insomma protagonisti di questa edizione di Friuli Doc, c'è sempre grandissima attenzione anche per questi show cooking. So che con il sindaco, si parlava prima di via Aquileia, avete fatto un passaggio stand per stand, visto che insomma la riapertura di via Aquileia era una delle novità di questa edizione. Ecco, che impressioni avete raccolto? Beh, era la sfida dell'edizione del 2018 di Friuli Doc, perché è una via impegnativa, anche perché è molto lunga, e quindi quest'anno, proprio passando fra gli standisti e raccogliendo quello che era il loro punto di vista, abbiamo visto un grande apprezzamento, e questo ci inorgoglisce perché ci spinge a fare ancora molto di più, perché noi stiamo già traguardando quella che sarà l'edizione del 2019 di Friuli Doc, i 25 anni di Friuli Doc, quindi ragioneremo assieme a tutti anche coloro che riterranno di darci consigli, con un grande coinvolgimento anche di aziende private sull'iniziativa 2019 di Friuli Doc, e anche eventualmente su un allargamento ad altre aree della città, naturalmente con la dovuta oculatezza, perché sappiamo tutti i problemi che sono legati ad un allargamento delle aree, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, ma anche quest'anno devo dire che grazie al coordinamento che c'è stato col Comitato dell'Ordine Pubblico tutto si è svolto nella massima tranquillità, e devo ringraziare anche perché quando poi uno arriva al mattino è già tutta pulita la città, e quindi ringraziare anche tutti coloro che fanno questo servizio di pulizia. Mi sembra che tutto si stia svolgendo in maniera impeccabile. Naturalmente aspettiamo però la fine della manifestazione con tutti gli altri eventi che ancora ci aspettano, e soprattutto confidiamo che l'evento finale con la Anna Oxa in Piazza Libertà, tutto confermato, tutto a posto? Una grandissima edizione di Friuli Doc. È tutto confermato, tutto a posto? È sempre tutto confermato, perché ogni tanto un po' di notizia, un po' di dibattito, un po' di discussione penso che serva anche ad alimentare. Sanremo ci insegna d'altronde, l'Anna Oxa ha vinto 2 edizioni di Sanremo, mi sembra che nessuna edizione di Sanremo non abbia avuto polemiche, alcune anche artatamente create. Una cosa, si citava prima la torre, no, di via Aquileia, questa illuminazione che nasce da una collaborazione importante, vogliamo parlarne? Devo ringraziare personalmente l'amico, l'architetto Roberto Racanella, perché gli ho chiesto negli ultimi giorni se c'era la disponibilità di collaborare con noi in questa edizione qua. Intanto aprendo la torre di via Aquileia, e già domani per chi vorrà alle ore 16 sarà possibile una visita guidata alla Chiesa del Carmine, e poi chi vorrà salire, perché è impegnativa salire su una torre assieme agli amici del Consorzio dei Castelli, e poi ci sarà una degustazione, quindi uniamo quello che è l'aspetto enogastronomico e quella che è la valorizzazione delle bellezze anche architettoniche della nostra città. Ma questo è solo l'inizio, perché nell'edizione del prossimo anno io conto che questa collaborazione, che è stata solo adesso un po' anticipata, si apra a tantissimi palazzi storici
sì, che abbiamo in città, dimore storiche, le vecchie officine, le vecchie botteghe, le vecchie ferramenta, perché riteniamo che soprattutto guardando ad un'utenza straniera, ma anche per noi, avere modo di entrare in questi palazzi qua e magari sorseggiando un bicchiere di vino sia la cosa migliore, l'aspetto più piacevole per ammirare la nostra città, il nostro territorio. Io so che uno resta anche incantato da queste cose qua, come sono rimasto incantato io ieri sera vedendo la torre illuminata di Porta Aquileia. Allora, ce n'è davvero per tutti i gusti, ci sembra di capire, in realtà è una conferma. Allora vado dal presidente della Società Filologica Friulana, Vicario, per capire in questo contesto come vi inserite voi, che spazio vi siete guadagnati in questa kermesse. Beh, naturalmente noi ci siamo messi a disposizione dell'amministrazione comunale proprio per, diciamo, rinforzare anche questa prospettiva sull'identità, sulla cultura del nostro Friuli, naturalmente puntando in primo luogo su quella che è l'eccellenza nell'agroalimentare, ma per esempio con la mostra sulle etichette, sui vini e sugli artisti che si può ancora visitare a Palazzo Morpurgo fino a domani sera. Ecco, con questa mostra cerchiamo di coniugare quella che è l'attenzione verso l'eccellenza dei prodotti dell'enogastronomia friulana anche con quella che è l'espressione dei maggiori artisti che si sono occupati della promozione di questi prodotti. Ecco, poi abbiamo ancora presentato un bel volume di Gina Marpillaro con la restituzione alla comunità di alcune sue ricette. Abbiamo appunto avuto un bel incontro con l'Accademia della Cucina a proposito delle contaminazioni e degli influssi che anche nell'ambito dell'enogastronomia naturalmente il nostro Friuli gode, e avremo ancora un bel incontro questo pomeriggio sempre presso la sede della Società Filologica Friulana in via Manin numero 18 sulla pittina, che appunto è questo prodotto così tipico sulle nostre tavole. Allora, tra l'altro vi mostreremo, perché siamo andati a vedere questa mostra dedicata alle etichette perché è un qualcosa di davvero particolare, un'attività che ha reso famoso il Friuli un po' in tutto il mondo, quindi andremo a curiosare in questa mostra, lo faremo dopo la pubblicità. Guardiamo un po' più in là e guardiamo un importante appuntamento che interessa la Società Filologica Friulana. Sì, dunque certamente noi abbiamo attività, eventi, promozione di iniziative tutto l'anno, però appuntamento molto importante, forse quello più importante, quello più rilevante è il congresso sociale che quest'anno terremo a Colloredo di Montalbano la prima domenica di ottobre, al quale congresso naturalmente invito tutti quanti gli amici, tutti gli appassionati di arte, di storia dell'arte, di musica, di lingua e di tradizioni, appunto con questo congresso dove presenteremo il tradizionale numero unico, quindi questo volume monografico dedicato alla località e al suo territorio, ma anche molte altre iniziative per la promozione e per la valorizzazione di quello che è l'ambiente, di quelli che sono i beni architettonici, in primo luogo naturalmente del Castello di Colloredo, che è un'autentica diciamo, scrigno di bellezze. Ecco, tra l'altro adesso insomma lo stiamo rivedendo in tutta la sua bellezza, visto che le impalcature in una parte almeno della facciata sono state tolte, quindi l'appuntamento è per domenica 7 ottobre a Colloredo di Monte Albano. Importante congresso prima del prossimo, che sarà quello del centenario. Sì, certamente, di cui parlavo anche con quell'assessore prima, ma ne abbiamo parlato anche col sindaco e con molti altri amici. Avremo il centenario di fondazione della Società Filologica, che è, possiamo ben dirlo senza fare torto a nessuno, insomma l'istituto un po' di riferimento per quanto riguarda la cultura, l'identità, la storia e le tradizioni del nostro Friuli, e in questo centenario nel 2019 appunto ricorderemo non soltanto questi 100 anni di attività e di dibattito culturale nella nostra regione, quindi non è, diciamo, un congresso che vuole come dire, occuparsi soltanto degli uomini che hanno fatto grande la società filologica, ma proprio affrontare questo dibattito sulla cultura regionale durante questo secolo e soprattutto guardare a quelle che sono le prospettive della nostra identità
per il futuro e per le nuove generazioni. Allora ringraziamo Vicario, presidente della Società Filologica Friulana. Vogliamo lanciare un ultimo appuntamento a chi ci sta seguendo in diretta da casa? Beh, diventa difficile perché oggi la giornata è veramente intensa, ci sono 1000 eventi e 1000 iniziative, per cui mi sembrerebbe poco carino parlare di una sola iniziativa. Come dicevo, anche per chi non è interessato solo all'aspetto enogastronomico, che è la parte più importante di questa manifestazione, ci sono anche eventi ad esempio organizzati dagli artigiani, e quindi chi ha piacere può visitare le botteghe artigiane, e poi tutti gli eventi dello spettacolo, perché in tutte le piazze della città verranno creati degli eventi musicali, quindi dei momenti di intrattenimento, senza dimenticarsi poi le famiglie, perché ci sono degli spazi apposta dedicati ai bambini, dei momenti ludici che però diventano anche importanti dal punto di vista educativo, perché l'educazione alimentare è fondamentale anche per i nostri bambini e i nostri giovani. Grazie allora all'assessore Franz, grazie al presidente Vicario, buon lavoro, buon proseguimento di giornata, buon Friuli Doc anche a voi. Una pausa per la pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta da Friuli Doc, ci avviciniamo al pianoforte. Allora ecco, stiamo sentendo il pianoforte, siamo ancora qui nello stand di Piazza San Giacomo. Abbiamo detto tanti gli ingredienti di questa edizione di Friuli Doc, l'enogastronomia naturalmente, ma poi c'è tutto l'aspetto legato all'animazione, spettacoli, intrattenimento, ce n'è davvero per tutti i gusti, e allora non potevamo non andare direttamente al cuore degli eventi, alla regia con Renato Pontoni. Allora, vista dal tuo punto di vista questa Friuli Doc che cos'è? Beh, è una grande manifestazione che raccoglie tanti friulani e non solo, arriva gente da tutte le parti. Gli spettacoli per me sono il miglior collante con l'enogastronomia, perché fa star bene un po' tutti. Noi facciamo intrattenimento e cerchiamo di farlo con il massimo impegno, con tutta la squadra che lavora dietro, perché parlo io ma in realtà non sono da solo, e lavoriamo dei mesi per fare un progetto che vada bene a tutti i target o quasi a tutti i target, e cerchiamo di inserire anche un po' tutti i generi musicali per questo intrattenimento che deve appunto essere gradevole come minimo, per non dire che magari è uno spettacolo veramente di qualità. Ecco, questo è un impegno che insomma si vede, perché quando c'è tanta gente nelle piazze, quando la gente si ferma a seguire uno spettacolo, a seguire un momento musicale, vuol dire insomma che l'obiettivo è stato raggiunto. Un aspetto molto importante è proprio questo, cercare di raggiungere ogni target, di offrire alle famiglie, ai giovani, ai meno giovani un'occasione insomma particolare di divertimento. Beh, insomma, partiamo dai bambini, dalle famiglie, quindi dai laboratori, che è uno spettacolo anche quello diciamo creativi, passando per le street band, che quest'anno tra l'altro oggi ce ne abbiamo 7 che girano per la città, dopo magari le elenchiamo, attraversando i generi come dicevamo prima, dall'hip hop per i giovani alla musica magari swing per i meno giovani, andando anche alle cose più tradizionali, alle cover band, e quindi come dicevo prima cercando di raccattare, tenere vicino insomma tutte le persone che sono un po' legate, che ascoltano in diverse piazze delle musiche diverse. Abbiamo sentito le prime sensazioni anche insomma da parte di chi è negli stand ed è qui da giovedì sera, quindi pare che ci sia insomma tutto sommato entusiasmo, anche il tempo insomma quest'anno almeno per il momento è stato favorevole. La tua impressione qual è? Come sta andando? Beh, intanto il tempo come dicevi è la prima cosa, perché se c'è bel tempo la gente è più contenta, esce di più, arriva più gente. Prima cosa il tempo. Questa manifestazione la vedo ancora più
più caratteristica rispetto all'ultima, anche se ne ho fatte diverse. Questa qua, grazie anche forse alla nuova amministrazione che ci ha un po' spronato tutti a fare ancora meglio, e noi ce la mettiamo tutta e la vedo comunque per questi 2 giorni, almeno anche perché i conti si fanno alla fine, dopo l'ultimo giorno, e per adesso sta andando molto bene. Allora, per chiudere, abbiamo citato l'appuntamento questa sera alle 21 con il Festival della canzone friulana. Ci sono magari altre band che vuoi segnalare o altri appuntamenti da condividere con chi ci sta seguendo? Beh, come dicevo prima, ho preso il foglietto perché ce ne sono talmente tanti. Allora, oggi solo negli itineranti abbiamo le Girlesque, che è una street band al femminile, l'unica in Italia. Poi abbiamo la banda di Coia, il folk di Sodlanape di Villa Santina, poi abbiamo i Fancasin che ritornano dopo un po' di edizioni qui, i Disco Style in via Aquileia, gli Sisiluttis, che è un gruppo folcloristico molto importante friulano, però volevo citare anche i vari DJ, Emiliano Zimolo, Dave March, Federico Cozzi. Poi adesso all'1 abbiamo in Castello i Fisarmonicisti di Tarcento, che è un'altra tradizione friulana, ma abbiamo anche Max and the Seven Sound questa sera, Garrido's Band, i Bacco per Bacco, e poi una serie di cose che comunque c'è il DJ Tubet tra l'altro qui, ma c'è il festival, come hanno detto anche i miei predecessori, della canzone friulana, la replica del 2017 che è in Piazza Libertà, sicuramente accontenterà almeno chi parla in friulano. Allora, grazie a Renato Pontoni per il suo contributo e naturalmente buon lavoro, perché qua c'è da lavorare almeno fino a domani sera. Grazie a voi, grazie a tutti. Allora, noi continuiamo a essere in diretta, magari pregherei la regia di mandare qualche immagine mentre noi ci posizioniamo, raggiungiamo i nostri ospiti e diamo la possibilità anche a Gian Domenico Ricci di posizionarsi, così raggiungiamo i prossimi ospiti. Allora, abbiamo detto che vi vogliamo raccontare di quelli che sono i protagonisti di Friuli Doc. Uno dei primi motivi per i quali si viene a Friuli Doc è quello di assaggiare quelle che sono le prelibatezze, le eccellenze del territorio. Basta fare pochi passi all'interno del centro storico di Udine per assaggiare il meglio di ogni parte del territorio, e se questo è possibile e regala grandi soddisfazioni anche ai palati più sopraffini, dobbiamo dire un grande grazie alle Proloco che sono presenti qui a Friuli Doc. Allora, per aprire le danze, farvi conoscere un po' questo mondo, partirei dal presidente Walter Pezzarini. Ben arrivato e buongiorno. Buongiorno. Allora, non è solo, ma è ben accompagnato oggi, poi magari ci racconterai chi hai portato con te qui in Piazza San Giacomo. Primissima domanda, come sta andando? Ma direi che sta andando bene, perché una Friuli Doc come quest'anno, partiti col sole, continua a essere sole, questo è un elemento fondamentale affinché le cose vadano bene. Poi le Proloco, l'ho detto l'altra sera all'inaugurazione, ci hanno messo del loro per presentare prodotti di qualità, i prodotti del nostro territorio, quei prodotti che poi noi troviamo quando organizziamo le nostre manifestazioni nei nostri paesi, quindi una promozione della filiera enogastronomica del nostro Friuli e anche dei nostri territori, perché qui abbiamo una campionatura molto significativa di Proloco. Direi che ognuno si presentasse per proprio conto e presentasse quello che è il loro piatto e anche dove sono, in modo che i telespettatori possono così, arrivando a Udine, sanno dove devono andare a mangiare quello che loro propongono. Anche perché è assolutamente l'ora giusta. Un'ultima cosa, prima di sentire i protagoniste, quante sono le Proloco rappresentate a Friuli Doc? Sono 22, siamo presenti in tutte le piazze, diciamo che non c'è piazza dove non ci sia almeno una Proloco, e poi il clou in Castello dove sono 10 Proloco che gestiscono quel piazzale. Insomma, dall'aperitivo all'antipasto fino al dolce e oltre ce n'è per tutti i gusti. Allora, cominciamo a conoscere le Proloco e soprattutto i loro piatti. Lei? Buongiorno, io sono il presidente del consorzio delle Proloco della Collinare e organizzo la manifestazione per le nostre associate sul piazzale del Castello di Udine. Una location straordinaria, credo che il posto è bellissimo, quest'anno il sole ci ha omaggiato fino adesso e senz'altro fino ai prossimi giorni, bellissimo e tanta gente. Siete obiettivamente in un posto molto, molto bello, molto scenografico, peraltro possiamo testimoniare direttamente che non fa neanche caldissimo, è veramente il clima ideale, si sta bene.
Chi abbiamo qui? Buongiorno, io sono Annalisa della Proloco di Buia e appunto facciamo parte del consorzio delle Proloco Collinari, siamo su nei giardini del castello e come diceva Roberto abbiamo il privilegio di essere nel salotto di Udine. E la Proloco di Buia che cosa propone? La Proloco di Buia ha come sua specialità il toro, lo presentiamo sia cotto allo spiedo, alla brace, sia come hamburger e sia con i gnocchi al ragù di toro. Qual è il piatto che per il momento sta andando di più? Lo spiedo. Lo spiedo che è il grande classico. Assaggiare, senz'altro. Assolutamente da assaggiare. Poi? Buongiorno, io sono Michele della Proloco Vilegnove di Villanova di San Daniele, siamo anche noi in castello, il nostro piatto principe sono i tagliolini a San Daniele e quest'anno abbiamo anche portato uno gnocco fritto con salumi, speck di sauris e salame e con cacciotta alle noci e marmellata di mirtilli. E come reagiscono i visitatori, apprezzano? Molto, sì, sono due piatti che stanno andando molto bene anche perché appunto il tempo aiuta e abbiamo veramente insieme alle altre Proloco un parco enogastronomico molto importante. Quanti siete dietro al bancone a lavorare? In circa 14-15. Che vi alternate in tutte le giornate di Friuli Doc? Sì, ci sono i 5-6 fissi e il resto della truppa che ci viene a dare una mano. Quindi domenica notte svenite? Più o meno, sì. sì, ci raccolgono, sì. Poi chi abbiamo? Sono Pamela e della Proloco di Pagnacco. Noi come loro appunto facciamo parte insomma del consorzio delle Proloco della Collinare, siamo su in castello appunto anche noi e noi offriamo piatti a base di bufalo e dolci, quindi gnocchi a ragù di bufalo, spezzatino di bufalo e brasato di bufalo e i dolci fatti appunto dalle signore della Proloco insomma in sede. Ecco, il piatto che lei consiglierebbe? Ma lo spezzatino, sì, molto, sembra di no, però è una carne molto leggera e quindi digeribile e da provare, ecco. Bene, grazie anche alla Proloco di Pagnacco. Allora andiamo da quest'altra parte, Proloco del Royale. Sì, io sono Paola e rappresento appunto la Proloco del Royale, siamo in piazza 20 settembre. La nostra specialità è il coniglio arrotolato, sia caldo che freddo, e poi il tortino del Royale, che è un piatto a base di patata, di ribis con della verdura e del montasio fuso. Penso che quello che io consiglio a tutti è di venire a provare ad assaggiare i nostri blacks a ragù di coniglio tagliato a punta di coltello. Un lavoro che facciamo noi donne della Proloco è veramente un piatto che io consiglio squisito. Ecco, qui ci vuole arte per fare questo piatto. Vi state preoccupando di tramandarla quest'arte? Diciamo che noi abbiamo come Proloco tutt'altro, noi tramandiamo la lavorazione dello scos, non quello della cucina, però bisogna attrezzarsi. Bisogna attrezzarsi anche per insegnare a cucinare alle ragazze, no? Che adesso fanno tutte le cose surgelate, no, noi no. Ma dai, insomma ogni tanto un surgelato ci salva, però insomma non rinunciamo al gusto. Se ho un minuto volevo presentarvi questa signora che è arrivata direttamente dal Massachusetts per venire a lavorare con la nostra Proloco. Sì, arriva dal Massachusetts, ma immaginiamo sia originaria di qua. No? No. Sono americana, ma sono 30 anni che vengo qui in Friuli. E che cosa le fanno fare, signora? Un po' di tutto. E come mai questo amore per questa terra? Ma i miei non erano immigranti, ma erano del sud, ma io 30 anni fa ho fatto l'amicizia con una signora di Udine e di là è cresciuta questa nostra amicizia e ho conosciuto anche famiglia, parenti, amici e dico che sono una friulana adottata. E che impressione le fa questa Friuli Doc, questa manifestazione? Non esiste da dove sono io, sì, allegria, movimento, tutti fuori a socializzare, giusto? No, mi piace moltissimo, sì. Ecco, anche perché immaginiamo che dal punto di vista quantomeno della gastronomia le cose siano un po' diverse in Massachusetts. Ah sì, ma abbiamo più di hamburger, non è che abbiamo solo hamburger, abbiamo... Sì,
sì, e patate fritte, no. Io abito al mare, abbiamo il pesce buonissimo, sì. Ma Ha assaggiato il pesce che cucinano, preparano qui a Friuli Doc? no, ancora no. Toccherà, insomma. No, mai. Ma l'idea che facendo una passeggiata per la città, per il centro di Udine, ad ogni passo si possa trovare un prodotto diverso da assaggiare, le piace? Fino adesso solo il coniglio di Rihanna. Hai mangiato anche la frutta di Atti, la torta. Sì, e anche i gnocchi di zucca. I gnocchi di Magnariar. Sì. Bisogna che venga qui, torni ancora, ma con una bella e numerosa comitiva dal Massachusetts. Fa un po' di promozione. Segreto questo. Lo dice a nessuno? No. Sì, dico, ma non voglio essere solo per me questo. Va bene. Allora, grazie e buon lavoro e poi buon viaggio. Quando rientra in Massachusetts? Il 17 ottobre. Quindi ha ancora un po' di tempo per gustarsi il Friuli al di là di Friuli Doc. Grazie e buon lavoro. Ha assaggiato la torta di Attimis, ci diceva la signora dal Massachusetts. Qui chi abbiamo? Qui io sono Marco, il presidente della Proloco di Attimis. La nostra specialità sono le fragole e i lamponi. Ecco, chi durante l'estate non fa tappa da voi per assaggiare queste prelibatezze non sa che cosa si perde. Dove siete intanto? Allora, noi siamo in piazza 20 settembre assieme ad altre Proloco, tra cui anche la Royale che ho appena parlato. La nostra specialità è il risotto con le fragole, che qui è molto apprezzato. Ed è fatto espresso, quindi sul momento, sì. Quindi questo per non perdere proprio nessuna nulla del gusto delle fragole. Poi abbiamo dolci, tutti i dolci a base di fragole e lamponi, quindi un'altra specialità è il gelato con i lamponi caldi, molto richiesto. Ci sono le torte, le crostate, le mousse con la fragola, con il lampone, le panne cotte al lampone, quindi abbiamo tantissimi dolci. Ma le persone che vengono da voi assaggiano i vostri piatti, vi fanno magari qualche domanda, vogliono saperne di più sui prodotti stessi, sulla preparazione? Sì, ci sono molte domande, chiaramente non sveliamo tutti i segreti però se qualcuno chiede siamo ben disposti a dare delle informazioni. Anche perché, insomma, attraverso i piatti voi fate conoscere il vostro territorio. Sì, sul nostro territorio si trovano spontaneamente sia le fragole che i lamponi. Chiaramente si parla delle fragole di bosco, un prodotto che è molto deperibile, quindi la miglior cosa è andare nel bosco, nei nostri sentieri, fare le camminate, raccoglierle e mangiarle. Allora, la cosa bella di Friuli Doc è anche questa, quella un po' insomma di contaminare. Chi viene a Friuli Doc assaggia questi piatti, magari faccio il caso di Attimis perché c'è qui, lei non è mai stato ad Attimis e partendo da Friuli Doc arriva ad Attimis come in ogni parte insomma del nostro bellissimo e ricchissimo territorio che ha davvero tante eccellenze da offrire, da mostrare, da far assaggiare. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, vi aspettiamo in piazza 20 settembre. Allora, vi abbiamo fatto insomma un po' conoscere Friuli Doc e le 22, una parte delle 22 Proloco che sono cuore pulsante di questa manifestazione. Ci fermiamo per la pubblicità, poi di nuovo insieme, di nuovo in diretta. Eccoci di nuovo in diretta con Friuli Doc. Abbiamo approfittato della pubblicità per spostarci. Alle nostre spalle c'è il municipio di Udine, Palazzo d'Aronco, e proprio qui c'è lo stand del gruppo Media Friuli, quindi Telefriuli, il Friuli e Euronews. Insomma siamo presenti qui in città anche insomma per raccontare qualcosa di noi. Insomma, se passate di qui fate un salto, ci sono a disposizione il settimanale, i periodici e poi insomma c'è la possibilità di fare qualche chiacchiera con i colleghi. Dicevamo, il nostro obiettivo oggi era quello di raccontarvi Friuli Doc, ma soprattutto di farvela raccontare dai protagonisti. Prima della pubblicità abbiamo sentito i rappresentanti delle Proloco che ci hanno sicuramente ingolosito raccontandoci dei loro piatti. Abbiamo già parlato durante questa puntata anche del ruolo che ha il mondo artigiano in questa kermesse. Continuiamo a farlo, lo facciamo con Eva Seminara, che è presidente della zona di Udine di Confartigianato. Buongiorno intanto. Buongiorno a voi. Come sta andando questa manifestazione? Molto bene, direi, è bellissimo, il tempo ci aiuta, ci sono tante persone, quindi direi che è un successo.
Allora parliamo di quello che fa Confartigianato poi in questi giorni, perché insomma l'obiettivo è quello di far conoscere il vostro mondo, le vostre attività, le vostre botteghe, e lo fate con attività diverse. Certo, allora noi abbiamo come al solito le nostre casette, gli stand in via Vittorio Veneto, in cui potete trovare i prodotti di produzione artigianale, sia del food che di altre tipologie. Poi abbiamo gli Artigian Tour come ogni anno, questa mattina si è tenuto quello in lingua tedesca e domani mattina avremo quello in friulano, mentre la novità di quest'anno sono gli Artigian Lab, e in via Stringer potete provare a costruire il vostro prodotto artigianale sotto la guida dei maestri che si alterneranno. Ecco, spieghiamo bene, scendiamo un po' più nel dettaglio di questi laboratori, perché è una cosa davvero interessante. Si entra a contatto diretto con l'attività artigiana e con i maestri, questa forse è la cosa più bella. Certo, i nostri associati sono quasi tutti maestri artigiani e comunque sono persone estremamente esperte nella loro tipologia di prodotto, e riusciranno senz'altro in un paio d'ore a farvi realizzare un oggetto veramente indimenticabile. Questo è davvero molto bello, e poi entrare in contatto diretto con i maestri artigiani, a parte essere insomma emozionante, perché conoscere il dietro le quinte di alcuni prodotti magari anche di uso comune è già di per sé affascinante, però poi pone l'accento su un aspetto molto importante, su questi antichi mestieri della tradizione che, lo diciamo sempre, rischiano in qualche maniera di scomparire, e sarebbe davvero un grandissimo peccato. Ecco, forse una vetrina come Friuli Doc può aiutare a conoscere anche il dietro le quinte di questi mestieri e far capire, perché no, anche ai giovani, che quella può essere una strada da percorrere. Certo, sì, in pratica siamo qui per questo, riusciamo a trasmettere non solo la capacità di produrre un oggetto indimenticabile fatto a mano, ma anche la nostra passione in qualche modo, che è quella che ci guida ogni giorno quando apriamo la bottega. Un desiderio per il futuro? Che sempre più persone, grazie anche alla diffusione della cultura dell'artigianato, sappiano apprezzare i nostri prodotti, e quindi sempre più ragazzi vogliano approcciarsi ai nostri mestieri. Allora, vogliamo ricordare, a beneficio di chi ci sta seguendo, allora dove siete, e anche direi uno spunto, questi laboratori dove li possono trovare? Siamo in via Stringer 12C, siamo tutti lì, ci alterniamo, ogni 2 ore c'è un laboratorio diverso. Vi prego di prenotare sul sito di Confartigianato affinché possiate avere posto nel laboratorio desiderato, perché i laboratori sono gratuiti ma il posto va prenotato. Ecco, proprio perché c'è grandissimo interesse attorno a queste attività. Grazie allora Eva Seminara per il suo contributo, buon lavoro per oggi, ovviamente per domani avete ancora giornate intense. Grazie, buona giornata a tutti. Bene, grazie. Allora, così abbiamo parlato ancora del mondo artigiano. Io pregherei la regia di mostrare un altro contributo, perché insomma abbiamo parlato delle Proloco che sono presenti qui a Friuli Doc, ma parliamo anche del ruolo dell'ERSA, della presenza dell'ERSA. Ne abbiamo parlato con l'assessore regionale Zanier, che ci ha raccontato anche di che cosa cambierà rispetto proprio alla presenza di ERSA nel contesto di Friuli Doc. Assessore Zanier, l'ERSA ha un grande ruolo in questo Friuli Doc? Assolutamente sì, un ruolo che ha da tempo ma che si evolverà nel tempo. In effetti quest'anno sarà l'ultimo anno della partecipazione diretta nella parte della promozione, ma non sarà certo l'ultimo anno nella partecipazione invece in tutto quel processo di garanzia della qualità dei nostri prodotti, dove ERSA sarà sempre più impegnata per far sì che quelle che sono le nostre eccellenze possano continuare a mantenere quei livelli di garanzia rispetto alla salubrità, rispetto alla qualità e rispetto quindi alla possibilità di dare un valore aggiunto anche ai nostri territori, che deve assolutamente avere un ente come ERSA. Non a caso la Regione ha trasformato l'assessorato alle risorse agricole in agroalimentari. Sì, questo è un messaggio chiarissimo, perché dobbiamo renderci conto che è troppo riduttivo parlare solamente di agricoltura, quando invece l'agroalimentare assume dei contorni che possono essere la base sulla quale costruire poi anche molte altre iniziative. Possono essere iniziative di tipo turistico, ma possono essere iniziative che riescono a qualificare l'intera regione Friuli Venezia Giulia come una regione che produce qualità, una regione dove la qualità è di casa.
Siamo di nuovo in diretta, abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme. Sono qui proprio davanti allo stand del gruppo Media Friuli, che in questo momento è presidiato dalla collega Maria Ludovica Scinco, collega del Friuli. Come sta andando? Ma molto bene, perché la giornata invita i partecipanti, perché non è tanto caldo, non piove, per cui la gente viene volentieri, guarda, prende copie del giornale ovviamente e vede che insomma siamo un gruppo unico con Telefriuli. Ecco, allora vediamo proprio qui che abbiamo il settimanale, il numero fresco di stampa del Friuli, con la copertina questa settimana dedicata ai cacciatori di virus. Chi passa qui davanti al nostro stand può prendersi gratuitamente la copia del Friuli, ma non solo, perché qui abbiamo anche tutti gli altri periodici di editoriale il Friuli. Tu per quanto rimani, Maria Ludovica? Io fino alle 2, ma dopo di me ci sono tanti altri colleghi che fino a stasera presidieranno e speriamo appunto che la giornata continui così. Grazie allora Maria Ludovica, poi ovviamente saremo qui anche domani. Se passate di qua fate un salto, fermatevi a prendere le copie del settimanale e dei periodici. Io adesso però vi avevo promesso che verrei fatto vedere la mostra dedicata alle etichette del vino, mostra organizzata dalla Società Filologica Friulana, ce ne ha parlato prima il presidente vicario. La mostra è allestita in questi giorni a Palazzo Morpurgo, andiamo a scoprirla. Ci troviamo a Palazzo Morpurgo, che in questi giorni ospita la rassegna Il Friuli del Vino, un mondo di etichette, artisti, designer e aziende grafiche. Siamo con il direttore della Filologica, Feliciano Medeot, per parlare di questa rassegna che effettivamente è inusuale e comunque mette in luce e propone insieme sia una storia dell'enotecnologia regionale che la storia anche della grafica, visto che il Friuli ha avuto in passato una grande tradizione per quanto riguarda la grafica. Il tema nasce essenzialmente dalla necessità quasi di conoscere questo mondo che è veramente poco conosciuto perché è un insieme di eccellenze tipicamente friulane, per cui non metto solo, diciamo così, la capacità tecnica, non metto solo l'artista, ma mettiamo soprattutto anche l'aspetto economico, perché se consideriamo che il vino come realtà è una delle eccellenze della gastronomia di questa regione, il mettere assieme la cultura con la produzione, ma anche e soprattutto con l'economia, è il tratto vincente di questa mostra. Una sorta di carta d'identità anche del passato, di cui il vino aveva bisogno. Esatto, anche se diciamo così, l'imbottigliamento in Friuli è relativamente recente, qui sono delle storie che iniziano all'inizio del secolo scorso, ma non è solo le industrie, sono soprattutto anche gli autori. Pensiamo ad esempio a un Emilio Caucic, ma non solo, anche in tempi più recenti, e ogni mostra, diciamo così, questi pannelli dimostrano anche la storia di imprenditori illuminati, un patrimonio comune che ha avuto anche l'intuizione, è vero, da parte dei stessi produttori di vino, di trasformare l'etichetta non solo nel biglietto da visita dell'azienda e del vino, ma soprattutto del territorio, un nome fra tutti, Livio Felluga. L'idea di trasformare la cartina dei suoi territori, dove aveva le vigne per prima, quindi Brazzano piuttosto che Cormons, Rosazzo, in una etichetta in cui esportare il proprio vino è sicuramente fondamentale. Questa è la bandiera culturale e paradossalmente quale, diciamo così, vetrina meglio di Friuli Doc può presentare, anche per dare questo valore aggiunto alla manifestazione stessa. Anche per questo, come Filologica, questo pomeriggio ci sarà invece il riconoscimento e soprattutto un incontro dedicato a un'altra eccellenza friulana. Se è vero come è vero che Udine vuole essere la capitale del Friuli, è bene ricordarsi di tutto il Friuli e in particolare della Pitina, un prodotto IGP, un'altra eccellenza gastronomica del Friuli, come faremo appunto questo pomeriggio, diventa un valore aggiunto per tutta la manifestazione, anche e soprattutto per Friuli Doc.
È con questo scorcio su via Mercato Vecchio, una delle strade coinvolte in Friuli Doc, che ci apprestiamo ad arrivare alla conclusione di questa nostra diretta. Vedete che c'è già molto giro, molte persone, molti visitatori. Qui proprio vicino a noi inizia il percorso organizzato dall'ERSA per scoprire le eccellenze dell'agricoltura friulana. Qui si svolgono incontri, si svolgono laboratori. Proprio da qui riusciamo a scorgere Germano Pontoni, che credo abbia concluso da poco un laboratorio dedicato ai più piccoli, e poi ci sono incontri e naturalmente degustazioni. E tra l'altro da qui si può vedere anche il palco che è stato allestito in Piazza Libertà. Abbiamo parlato nel corso di questa diretta dell'appuntamento di questa sera alle 21. Qui appunto si svolgerà il concerto del quale abbiamo parlato. Qui si svolgeranno altri appuntamenti attesi di questa Friuli Doc. E da qui che vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia. Grazie in regia Pierangelo Buttazzoni, grazie qui con me a Gian Domenico Ricci. Buon Friuli Doc e buon proseguimento di giornata. Questo programma vi è stato offerto da Banca Terra, la banca del territorio.